fuori onda. Ma... Allora, ritorniamo in trasmissione. Presidente Cazzaro. No, sorrido perché così allora, dopo tiriamo fuori una battuta che parlavamo delle buone case di 100 anni fa, fermi tutti. Sì, no, perché il professore l'assessore ha fatto la battuta su una buona casa. Fermo sempre quello, fermi. Quelle che rimangono qui, fatte 100 anni fa, sono le poche fatte bene. E bisogna capire fatte bene cosa vuol dire. E fermiamo, perché insieme a quella, in altre 999 sono andate giù. Ok, per cui Palladio e quant'altro, giusto? Era una cosa abbastanza... Anche adesso facciamo cose di eccellenza, non so fra 100 anni perché io non ci sarò, tu forse, ma non so, più o meno le vedremo da su. Speriamo. Qual è il tema? Volevo inserire un ragionamento di una linea, siccome bene o male... No, però la curiosità mi è venuta. Dimmi. Ma adesso una casa fatta... che ti duri nel tempo, come proprio veramente l'investimento che una famiglia fa per la vita, perché io sento tanti che dicono adesso vieni a casa mia, di conseguenza devi darmi qualche secondo. Il problema è questo, noi per tanti anni, fino a 4-5 anni fa, vendevamo queste case, c'era questa questione della classe A, di queste cose qua, ok. Allora, innanzitutto, quando tu arrivi a certi livelli tecnici di coibentazione, il costo dell'energia diventa secondario. Sì, cioè, abbiamo un condominio che consuma più l'ascensore che tutto il resto del condominio, ok? Non è vero perché l'ascensore adesso non è neanche più all'ACI, funziona in ricarica di una batteria quando scende, siamo a zero, ok? Qual è il ragionamento? Il ragionamento che invece il vero valore è quello che la mia casa, che è costruita oggi secondo criteri che si difenderanno nel mercato per i prossimi 10 anni, quando io vado a rivenderla ci sono. Non ho comprato un euro 3 e tra 2 anni vado a rivenderla e sul mercato ci sono le euro 7, mi seguite come ragionamento? Perché allora diventa veramente investimento. Per una parte c'è l'economia dell'utilizzo, ma se il mattone, lasciatemelo, perché va bene che non vale più niente, però santo Dio, no? Lasciamo un po' che la febbre del mattone veneta non è del tutto sbagliata, abbiate pazienza, perché insomma no, eventualmente l'alternativa può essere Veneto Banca, Popolare di Vicenza, però rimaniamo sul mattone per il momento. Qual è il tema? Il tema è che la mia casa, come la vedo adesso, giustamente deve essere pensata in economia circolare. Okay? Per cui non è soltanto caldo e freddo, lasciate stare, diventa riduttivo. E quando io ero bambino guardavo le macchine, quanto fa di velocità massima? 185, meravigliosa, il massimo. Non funziona più così. C'è questa nuova norma che è entrata un po' a gamba tesa, per cui farà un bel po' di confusione, soprattutto negli appalti pubblici, che si chiama CAM, criteri ambientali minimi, dove vanno a regolamentare finalmente tutta un'altra serie di fattori, per cui anche il fine ciclovita, le caratteristiche di impatto ambientale, le caratteristiche, diciamo, caratteristiche un po' più evolute del benessere ambientale, il sistema di correzione acustica dentro l'appartamento, tutta una serie di questioni, sono 7-8 punti, d'accordo? E che finalmente dà un segnale molto chiaro, cioè da gennaio di quest'anno c'è una norma che parla che finalmente diventa obbligatorio su una certa quota di garage mettere ste prese per le macchine elettriche. Ah Maria Vergine, cosa ci voleva? Cioè il mercato si sposta sulle auto elettriche e noi non mettiamo le spine. Cioè, noi, io e i miei, per capirci, è qualche anno che mettiamo le prese, giusto? Ok? Al di là che poi il tipo di potenza è un'altra cosa, ma andremo su situazioni che non fanno parte del nostro incontro di oggi. È la stessa cosa per una casa che guarda al domani, cioè se io oggi do a un mio cliente una casa, lui si fa 25 anni di mutuo, ha pagato 4 rate, è già vecchia, è perché l'unica caratteristica è di essere una classe A, che poi non va più bene perché abbiamo 4 categorie, va bene, ok, mi segui? Certo, questo è un po' il tema. Questo è il problema. Grazie a Dio il segnale è arrivato, cioè i criteri ambientali minimi cominciano a aprire la porta su aspetti diversi, che sono la qualità abitativa. Quindi per chi costruisce ci sono dei limiti ben precisi, delle regole. Allora parliamo di pubblico, per cui chi progetta una scuola finalmente dovrebbe consentire a sti ragazzini di respirare aria buona fino all'una quando vanno a casa. Perché tu sai che una persona ha bisogno di 15-20 metri cubi di aria fresca all'ora. Sì. Passata la prima ora, i ragazzini ci può essere la maestra che grida quando vuole, la diminuzione dell'attenzione ci sono degli studi tedeschi che parlano che le elementari potrebbero fare un anno in meno, invece che 5-4 se avessero l'aria giusta in classe, per il rendimento del cervello, mi segui il discorso? Allora, finalmente abbiamo delle indicazioni che danno dei parametri, che danno degli stimoli a riguardo, per il momento sono diciamo, orientate sui lavori pubblici.
ovvio che vanno applicate. Quindi per adesso stiamo parlando di lavori pubblici. Sì signore, esatto, però diciamo che la buona norma del costruire queste cose le macina già da qualche anno, non so se mi segui. Buona norma del costruire. Sì, direi di sì, ma che non la può avere, adesso qua devo stare attento a non usare termini, non la può avere chi non è del settore perché non ha la cultura per farlo. Okay? Certo. Poi mi allaccio al discorso degli artigiani. Noi cosa facciamo? Usiamo le competenze dei migliori, perché io se devo fare un impianto domotico devo sentire sì il progettista, ma devo capire anche poi cablare l'impianto, andare e fare la manutenzione del post vendita. O uno che è bravo, se no diventa un fastidio, perché io ho avuto dei clienti, impianti domotici fatti qualche anno fa, che mi dicevano: architetto, a me basta che si impissa la luce. No, perché alla fine diventa una complicazione pazzesca. Assolutamente. Cioè, allora su questa cosa anche qua dobbiamo capire, e servono dei collaboratori del gruppo di lavoro che siano all'altezza di poter gestire anche questi aspetti, che sennò diventa kindogu. Sai cos'è il kindogu? Kindogu è una teoria, un'arte giapponese dell'invenzione delle cose inutili. Mi faccio l'esempio, la forchetta elettrica per far su i spaghetti. No, ok, sì, bello, ok, ma non serve a niente, questo ha perso tempo per diventare una roba del genere. La domotica rischiamo che diventi questo se non è fatta con intelligenza. Mi segue come ragionamento? Assolutamente, ecco. E purtroppo è un dato di fatto. Esaustiva la risposta all'obiezione? Sicuramente il punto di vista di chi sta nella trincea del lavoro, per noi che stiamo nelle istituzioni, è fondamentale. E porta i piedi per terra. Sì, non bisogna mai perdere la bussola. E quindi noi abbiamo veramente la voglia e la determinazione di continuare ad avere un rapporto forte con il mondo delle categorie produttive, e quindi anche quando commissioniamo degli studi con istituzioni come l'università, abbiamo sempre ben presente l'obiettivo, che deve essere quello di andare a avere una visione molto concreta delle cose. E devo dire che questo punto di vista ci dà il senso di come anche l'innovazione normativa, l'innovazione tecnologica, il nuovo modo di costruire devono essere al servizio di quello che è il bene supremo, ovvero che è quello di un concetto di qualità della vita, di una qualità della vita che deve essere adeguata a quello che oggi chiedono i cittadini. E noi abbiamo, tornando al concetto iniziale del consumo del suolo, abbiamo sempre negli occhi i quadri di Cima da Conegliano con un meraviglioso paesaggio veneto, però non dobbiamo mai dimenticare che questo paesaggio rappresentava già allora l'interazione tra una natura bellissima, meravigliosa, e l'azione dell'uomo, i borghi dell'uomo, quindi laddove l'uomo ha saputo costruire, ha saputo ritagliarsi degli spazi. Oggi dobbiamo farlo in modo coordinato, nuovo, per dare una prospettiva al Veneto di domani. Io penso che la legge sul consumo del suolo che ci siamo dati sia un buon punto di partenza e sia uno strumento importante. Però per farlo funzionare la vera sfida sarà quella di fare una grande alleanza con tutti coloro che lavorano in questo settore e riuscire a proporre delle strategie, delle politiche attive. Noi come Regione Veneto vogliamo già partire da quest'anno, in sede di prima applicazione della legge, con una serie di iniziative, di bandi veri e propri per coloro che hanno delle idee nel senso appunto dell'uso temporaneo degli edifici abbandonati. Che tipo di bandi? A noi per esempio su quanto riguarda le demolizioni, il fondo sulle demolizioni, possiamo pensare di avere alcuni esempi simbolici in aree urbane particolarmente degradate, dove poter togliere di mezzo un manufatto che degrada quest'area può significare cambiare il destino di tutta l'area circostante. È interessante. Ecco che su questo, ma noi cerchiamo anche che sia accolta come una sfida da parte dei professionisti. Quanti giovani architetti, giovani ingegneri possono esserci interessati a lanciare progetti in questa direzione? Dobbiamo un po' metterci tutti in gioco, tutti sentirci coinvolti in una nuova sfida. Oggi lo strumento normativo nel suo piccolo c'è, bisogna riuscire a dargli vita e dargli forza. Poi prima si diceva le case di 100 anni fa, è vero, il 90% sono sicuramente crollate, molte erano, una volta si viveva nelle baracche, addirittura ancora prima nelle grotte, però esiste un paesaggio
di architetture storiche tradizionali che per esempio di cui è disseminata la nostra campagna. Io vengo da un'area di bonifica, penso a questi vecchi casolari che oggi sono abbandonati e rappresentano invece dei punti di riferimento, degli esempi di architettura storica che potrebbero, con una normativa che ne permetta anche la riconversione d'uso o la possibilità di farne delle nuove funzioni differenti da quelle originarie, potrebbero essere recuperati intelligentemente. Ecco, abbiamo quindi tutta una serie di azioni che possono essere messi in campo sia nelle aree rurali quanto soprattutto nelle aree urbane. L'obiettivo è quello di disegnare il Veneto del futuro, che deve essere un Veneto con un suo modello peculiare, però che non è più il modello della casa a capannone, ma deve essere il modello di un'urbazione intelligente, con delle reti molto forti di servizi tra i vari territori costruiti, tra le varie aree urbanizzate, e che puntino appunto nella direzione della sicurezza idrogeologica e della qualità della vita. Assolutamente. Ne do subito la parola, direttore, un attimo solo, andiamo in pubblicità rapidamente, così poi può anche aggiungere qualche cosa. Poi voglio sentire anche a questo proposito se gli strumenti esistenti anche a livello statuale ci sono da lei professore per capirci proprio tecnicamente. Tra poco.